Il Cerlis Muzzane schiera in porta il numero 1 Sebastiano Vrek, il numero 2 Fabroni, il numero 3 Rover, il numero 4 Semo, il numero 5 Cominotto, il numero 6 Gregoris, il numero 7 Ormelese, il numero 8 Palmegiano, il numero 9 Banini, il numero 10 Piccolotto, il numero 11 Coci. Mentre il Mori Santo Stefano, mentre le formazioni stanno facendo il loro ingresso proprio in questo istante sul terreno di gioco, schiera il numero 1 Jacopo Bertè, il numero 2 Lorenzo Pinter, il numero 3 Christopher Andreozzi, il numero 4 Matteo Trevisan, il numero 5 Luca Mattassoni, il numero 6 Nicolo Agosti, il numero 7 Samuele Bertolini, il numero 8 Aldin Dedic, il numero 9 Lorenzo De Michei, il numero 10 Federico Bianchi, il numero 11 Simone Guzzo. L'arbitro di questo incontro è il signor Costa della sezione di Novara, i suoi assistenti sono Calzoni e Faini. In panchina con il mister Piva c'è il secondo portiere Kevin Ponte, il 13 Riccardo Zannon, c'è anche Cristian Zannon qui in tribuna, fratello maggiore, il numero 14 è Cristian Codrean, il numero 15 Daniele De Risi, il numero 16 Andrea Codognot, il numero 17 Xulian Colà e il numero 18 Francesco Casco. Mentre in panchina con il mister Colpo per il Mori Santo Stefano c'è il secondo portiere Thomas Cogoli, il numero 13 Alessandro Gasperotti, il numero 14 Gledi Doda, il numero 15 Carlo Beber, il numero 16 Geremia Carolo e il numero 17 Adrian Cerda. Terreno di gioco in, direi, buonissime condizioni. Qui si è giocato domenica scorsa la finale di Coppa di terza categoria che ha visto vincere la Forum Iuli di Cividale del assessore allo sport di Cividale Beppe Ruolo, che salutiamo se ci sta seguendo in diretta, ma è assunto l'onore delle cronache come assessore multitasking, si sta occupando di calcio, pallacanestro, ciclismo, di tutto. Beppe Ruolo, un saluto e un abbraccio. Foto di rito per il Mori Santo Stefano, il Cerlis Muzzane si schiera con la classica divisa arancione e numeri azzurri, il Mori ha la divisa tutta gialla e nota di cronaca c'è sulle tribune dell'impianto di Marano Lagunare anche il mister Luca Lugnan che ha preso ufficialmente il posto di Pino Vittore sulla panchina della prima squadra del club del sodalizio del presidente Zanutta. È tutto pronto per iniziare, sarà il Mori Santo Stefano a battere il calcio d'inizio. Buona partita a tutti. Mori Santo Stefano che ha vinto per 3-0 la sfida contro il Tremin di Termeno, che è la terza squadra impegnata in questo triangolare. Il Cerlis Muzzane ha vinto per 3-1 in casa degli altoatesini. Ne deriva che il Mori Santo Stefano è a pari punti col Cerlis Muzzane a quota 3, ma con una differenza reti superiore, migliore rispetto a quella dei friulani. Di conseguenza al Cerlis Muzzane oggi serve solo ed esclusivamente vincere per assicurarsi il primo posto nel girone, mentre al Mori Santo Stefano in caso di parità andrebbe il primo posto. Quindi gli ospiti di oggi possono giocare con 2 risultati su 3 a disposizione. Cerlis Muzzane invece, per sperare di vincere questo concentramento, deve vincere, non può accontentarsi del pareggio. Qualche nota di cronaca: una discreta presenza di pubblico a Marano Lagunare. C'era un fallo subito da Matteo Piccolotto, che è uno dei giocatori di maggior classe ed esperienza, soprattutto a disposizione del mister Pietro Piva. Un Piccolotto titolare praticamente inamovibile nello schieramento tattico di Pino Vittore fino a qualche settimana fa, titolare nella formazione che ha vinto l'eccellenza in Friuli Venezia Giulia ed ha conquistato il salto di categoria in Serie D, dove militerà nella prossima annata la squadra Orange. Uno dei motivi per cui si gioca quest'oggi a Marano è proprio il fatto che l'impianto di Carlino ha già iniziato le operazioni di maquillage sul terreno di gioco. Stanno
costruendo e allestendo anche il terreno di gioco con l'erba sintetica, proprio per assicurare con qualsiasi tipo di condizione meteorologica la possibilità di allenarsi senza alcun tipo di problema. E quindi Marano Lagunare su un campo storico, un campo dove fino a qualche anno fa si giocava anche l'eccellenza, dal momento che la Maranese, ce la ricordiamo anche col mister Gianni Tortolo in panchina, ha fatto anni importanti. Questo campo sportivo fatto tutto di Marano, che quest'oggi ospita gli Juniores. Calcio di punizione dalla tre quarti per il Ciardis Buzzane, che si è riversato a caccia del gol del vantaggio in questi primi minuti, con un Mori Santo Stefano attento in fase difensiva. Attenzione a Gregori, se la mette in mezzo, poi non aggancia Cocci, centro area. Piccolotto e l'ha postato sul primo palo. Ancora Ciardis in attacco, ma Mori prova a costruire. Andreozzi qui sotto la nostra postazione. Con le mani sotto il numero 3, maglia gialla, va a cercare i suoi compagni in avanti. Spizza di testa De Michei. Altra rimessa laterale per il Santo Stefano. Si fa vedere dalle parti di Sebastiano Vrek. Piccolotto sbaglia il suo lancio di apertura, ma Ciardis Buzzane comunque possesso palla con Cocci, prova a far filtrare il pallone in avanti. Banini non riesce a intervenire. Sulla sinistra poi Rover che gestisce la fase di disimpegno, guadagnando la rimessa laterale nonostante la pressione di Simone Guzzo. Siamo arrivati ormai al sesto minuto del primo tempo, un inizio di partita che vede i padroni di casa del Ciardis Buzzane in maglia arancione opposti al Mori Santo Stefano nella terza partita del concentramento Juniores regionale. Con calma Semo, Cominotto, Fabroni, fa giro palla dietro la formazione di Piva con Ormelese che perde però il contrasto nei pressi della linea di metà campo. Attenzione a Mori, non approfitta del cambio di possesso. Ancora Fabroni in avanti a cercare Banini, poi Piccolotto ci mette il piede. Il contrasto duro favorisce Santo Stefano che con Guzzo fa filtrare il pallone su Trevisan. Trevisan la mette in mezzo, in chiusura Gregoris mette il pallone in calcio d'angolo, mentre si è rialzato Piccolotto, che al Piccolotto rientra nella metacampo difensiva per dare una mano ai suoi in fase di copertura. Calcio d'angolo per il Mori, c'è Trevisan dalla bandierina a rientrare, pallone attraversa tutto lo specchio della porta. Agostini a memoria la butta in mezzo, libera Gregoris. La pressione del Mori Santo Stefano piuttosto sterile in questa circostanza. Bravo Rover a cercare con un lancio lungo Banini. Piccolotto conquista un buon pallone a metà campo. Cocci taglia il campo verso Ormelese che poi scarica un destro velleitario dal limite dell'area. Il pallone si spegne fuori dallo specchio della porta di Jacopo Bertè. Si accinge al rinvio da fondo campo il portiere del Mori Santo Stefano.
Va a cercare direttamente Federico Bianchi, anticipato da Dover. Trevisan. Fabroni libera Banini. Bravissimo Banini a tenere il possesso palla, a favorire la ripartenza del Cianis Buzzane. Ormelese si accentra, poi sbaglia l'appoggio verso Piccolotto. Non benissimo Ormelese in questa circostanza. Buon per lui che la sua retroguardia controlla e presidia con efficacia la fase difensiva, da Gregoris a Capitan Cominotto. A tutto campo Banini scende addirittura nella fase difensiva per trovare palloni giocabili il centravanti del Cianis Buzzane. Altro break del Mori, Bianchi, ma Piccolotto a tutto campo si impegna anche in fase di copertura. Disinvolto Gregoris, buon per lui che c'è nella zona delle operazioni pure Palmegiano che fa ripartire il Cianis Buzzane. Cocci raddoppiato, il pallone è in fallo laterale a disposizione dell'11 di Mister Piva. Siamo arrivati al 9 minuto del primo tempo, sempre 0-0 a Marano Lagunare. Ribatti a metà campo, ne viene fuori un fallo conquistato da Lorenzo De Michei che si guadagna il calcio di punizione. Pallone in area. Adesso Ciarlins arroccato con 10 giocatori su 11 dietro la linea della palla per proteggere la porta di Sebastiano Vrech. Efficiente la fase difensiva dei padroni di casa che guadagnano il rinvio da fondo campo, se ne incarica proprio il portierone con il numero 1. Ancora Gregoris, sbaglia l'appoggio, favorisce il tentativo da centro area da parte degli ospiti che si mangiano un gol praticamente già fatto con Simone Guzzo a porta, con la porta spalancata davanti a sé. Il numero 11 spedisce il pallone a lato, a brivido per i tifosi del Cianis Buzzane. Il Mister Piva ha cacciato un paio di urli alla sua difesa. Occhio al Ormelese. Altro rinvio da fondo campo, stavolta per Jacopo Bertè. C'era anche un fischio per una irregolarità perpetrata da Piccolotto. Calcio di punizione dentro il cerchio di centrocampo per gli ospiti, da Bertolini a Guzzo. Poi Fabroni guadagna un fallo che permette al Cianis Buzzane di respirare un po' e andare al calcio di punizione. Mori Santostefano, che è stato descritto come un club, soprattutto una formazione juniores di grande consistenza, di grande solidità, molto abile in fase offensiva. D'altronde hanno segnato più di 100 gol in questa stagione gli avversari di quest'oggi del Cianis Buzzane, a riprova di un collettivo, di un organico di altissimo livello a disposizione del signor Maurizio Colpo, mister dei gialli di Santostefano, di Mori. Ora però Cianis Buzzane
sta giocando alla pari con gli avversari, e soprattutto è un Charlie Smuzzane che è forte del titolo regionale e forte anche dell'esperienza maturata dai tanti fuori quota carlinesi impegnati in eccellenza quest'anno, può anche dire di avere a disposizione l'esperienza necessaria e la mentalità necessaria, oltre che le doti tecniche, per affrontare un'avversaria di cotanto livello. Ancora c'è di Smuzzane, prova un estemporaneo tiro con Cocci fuori dallo specchio della porta di Bertè. Siamo al 13° del primo tempo, sempre 0-0. C'è stato anche un cambio di posizione per gli esterni laterali di Piva, con Ormelese che è arrivato qui sotto la nostra postazione sulla sinistra e Cocci che è andato a prendere possesso della fascia destra. Vediamo se la mossa di Piva sortisce gli effetti sperati. Attenzione anche a De Michei, in agguato, ma Capitan Cominotto sbroglia la matassa e recupera il possesso della palla, rimessa per il Charlie Smuzzane, che però perde subito il possesso sul raddoppio subito da Banini. Pallone che arriva all'uomo in nero, Sebastiano Vrek. Altro pallone per Banini, sorvolato dalla boccia, in pressione Cialise con Ormelese che arriva alle spalle dei difensori. C'è un contatto, protesta un po' l'esterno offensivo di Piva, poi anche Piccolotto non riesce a contrastare efficacemente Bianchi. Altra ripartenza, ancora Ormelese sbaglia il controllo, il pallone che resta in gioco. Trevisan, Piccolotto lo butta sul tempo, Piccolotto sul fondo, cross al centro dove non c'è nessuno pronto ad intervenire. È attento Aldin Dedic che mette il pallone in fallo laterale, pressione del Charlie Smuzzane. Ora si difende il Moli Santo Stefano. Siamo a 4 d'ora di gioco del primo tempo. Sbaglia Agosti, non libera, ma non ne approfitta il Charlie Smuzzane. Ci sarà la rimessa laterale per il Moli che può respirare qualche istante, qualche frangente di pressione da parte dei padroni di casa. Con un lancio verso Cocci, nessuno però attacca la profondità e quindi pure in questa circostanza gli ospiti riescono a salvaguardare l'incolumità della porta di Bertè. Piccolotto, Ormelese ci riprova, altra sgroppata sulla sinistra, entra nella di rigore numero 7, Ormelese, il suo sinistro è respinto da Mattassoni, calcio d'angolo per gli Orange che da qualche minuto stanno convincendo in fase nella pressione offensiva. Vediamo se tutto questo lavoro, questo dispendio di energie favorisce anche qualche gol. Non sarebbe male anche per mettere ulteriore pressione al Moli Santo Stefano. Ci sono tutti i saltatori in area di rigore con la palla che esce sull'altro lato in fallo laterale. Siamo al 17° del primo tempo, sempre 0-0 tra Charlie Smuzzane e Moli Santo Stefano.
Entrati ora nel 18° minuto con un altro fischio del signor Costa della sezione di Novara, che assegna un calcio di punizione al Charlie Smuzzane. A Fabroni in area di rigore, attenzione al movimento di Palmegiano, che mette un pallone, è finito direttamente in uno dei casoni della laguna antistante Marana Lagunare. Chissà se Geremia con la sua motonave riesce a recuperarlo. Gregoris anticipa De Michei, poi colpo a colpo tra Fabroni e Guzzo. Il fallo è di quest'ultimo, calcio di punizione per il Charlie Smuzzane, aggressivo, sale addirittura Vrek sulla tre quarti per calciare la battuta, va a cercare Ormelese. Piccolotto di testa con la pressione del numero 10, poi tenta lo slalom, non filtra il pallone con cui voleva servire Cocci si trova comunque la boccia tra i piedi, viene abbattuto e questo è un calcio di rigore. Fortunato il Charlie Smuzzane in questa circostanza, c'è stato un rimpallo che ha favorito lo scatto in profondità di Matteo Cocci. Non ha avuto dubbi il signor Costa di Novara e allora al 19°, quasi 20° del primo tempo, Cominotto alla battuta dal tiro da 12 metri, portiere da una parte, pallone dall'altra. Charlie Smuzzane 1, Mori Santo Stefano 0. Rigore battuto perfettamente dal capitano degli Orange. E adesso si mette bene la situazione per l'11 del mister Piva, che ricordiamolo ha a disposizione un solo risultato, cioè la vittoria, per garantirsi il primo posto in questo concentramento, questo girone, questo triangolare, mentre il Mori Santo Stefano può giocare con 2 risultati su 3 a propria disposizione. Finisce in offside Piccolotto, qualche dubbio, anche perché c'era sull'altro lato Lorenzo Pinter, che secondo me stava tenendo in gioco il centrocampista offensivo con il numero 10 in maglia arancione. In ogni caso ancora Ciarlisi in attacco, Rovere vuole il tocco di mano, si ferma a protestare Marco, torna indietro in copertura perché il Mori Santo Stefano è già ripartito. Andreozzi la mette al centro con Gregoris, che va a coprire sul taglio di De Michei. L'ultimo a toccare è proprio il centrale difensivo di Piva e quindi calcio d'angolo per gli ospiti. Dalla bandierina alla battuta Federico Bianchi. Poi il tiro ancora di Simone Guzzo, che già si era mangiato una clamorosa occasione gol sul punteggio di 0-0. Anche ora scarica un sinistro abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Vrek. 22°. Da un paio di minuti il Charlie Smuzzane è passato in vantaggio grazie a un rigore di Capitan Cominotto battuto in maniera impeccabile. Banini, palla è uscita, se l'è portata fuori dal rettangolo di gioco proprio l'attaccante carlinese. Si riprende con un calcio di punizione a favore
dei padroni di casa. Direttamente in area di rigore, dove però nessuna arancione è pronto ad intervenire, quindi Bertè ha già fatto ripartire il Mori. De Michei, sul quale lavora in copertura Fabroni, su ribaltamento di fronte, pallone di nuovo in possesso del portiere trentino. Sbertuccia la palla Cominotto, poi Palmegiano bravissimo ad andare in copertura. Coci, il pallone è uscito. Sono tutte però situazioni che favoriscono il Cerris Muzzane, che al momento è, o pare essere, padrone della situazione sul rettangolo di gioco. Il vantaggio dà anche fiducia, convinzione nei propri mezzi all'11 di Piva, con un Mori che è stato più pericoloso sullo 0-0 di quanto non lo sia in questo momento. Quello ha cercato Coci, anticipato Fabroni. Cominotto, Gregoris spedisce la palla in avanti, scatta Banini, altro pallone verso Coci, ennesimo fallo laterale, quindi rimessa con le mani per il Mori Santo Stefano, che però finché sta lì, lontanissimo dalla porta di Vrek, a Piva va più che bene. De Michei si porta il pallone in fallo laterale. Momento di stanca del match, siamo arrivati ormai al 25esimo. Altro lancio con De Michei che attacca lo spazio, ma efficacissimo Cominotto, nonostante ceda al centravanti trentino un sacco di centimetri in altezza, ha dalla sua senso della posizione e anche attenzione e concentrazione per disinnescare la pericolosità del giocatore del Mori. E adesso si supera Sebastiano Vrek con un doppio intervento, soprattutto da applausi il secondo sulla battuta di De Michei. Ancora il Mori che interviene al pareggio grazie alla rete realizzata da Bertolini, ha fatto partire la Berta dal limite dell'area, imparabile per Vrek. E qui devo dire completamente fuori posizione la retroguardia di Piva, che ha collassato sul lato sinistro senza però avere l'accortezza di andare a chiudere su un Bertolini completamente libero di battere a rete. Aveva fatto il miracolo Vrek, ma non è bastato. E ovviamente quando si fanno i complimenti a una delle squadre per come sta giocando, è automatico che l'altra squadra pervenga al pareggio. Regola non scritta, ma sempre efficace per chi fa le telecronache. Ancora il Mori che a questo punto sul punteggio di parità è favorito per garantirsi la vittoria nel triangolare. Non ci sta il Cerris Muzzane, Rover galoppa sulla fascia sinistra, Piccolotto arriva a supporto, resiste al contatto Olmelese, Gregoris, altro lancio a cercare Rover che ha libertà d'azione sulla sinistra, la mette in mezzo, non arriva all'appuntamento con il tap-in Banini, ma di un soffio, difatti mani nei capelli per i tifosi del Cerris Muzzane. Poi altro pallone a centro area, Piccolotto prova ad intervenire, viene anticipato dal portiere trentino. 27esimo, 1-1, tutto da rifare per la squadra di Piva.
Ancora Cominotto, Banini, da Semo a Coci, un po' un colpo di tacco non ben consigliato, ma sbaglia il Mori Santostefano, che regala il calcio d'angolo con il tocco di Pinter. Sale Gregoris per colpo di testa, c'è Piccolotto in area di rigore, ovviamente Banini, pallone in mezzo, però Bertè chiama la boccia e fa ripartire il Mori Santostefano. Cominotto la ribadisce, la pressione di Trevisan, dei Michei, Uzzo fa possesso palla al Mori, poi giro dietro con Agosti che chiama in causa di nuovo il portiere Bertè. Matassoni, l'ultimo a toccare è Coci e quindi ci sarà la rimessa laterale per gli ospiti, con un Ciardins che a questo punto deve un po' ritrovare quella convinzione che stava dimostrando nel frangente in cui è passato in vantaggio grazie al rigore di Cominotto. Stava giocando davvero bene, essendo padrone del campo l'11 del Piva. Ci riprova, c'è un fallo subito da Coci, chiedono anche il cartellino giallo i tanti tifosi del Ciardins Muzzane presenti qui a Marano Lagunare. Non è dello stesso avviso il signor Costa, che comunque chiama il calcio di punizione per i padroni di casa. Pallone in area di rigore, libera Matassoni, perfeziona il disimpegno Trevisan, ma il pallone finisce in fallo laterale. La pressione del Ciardins Muzzane quando siamo alla mezz'ora di gioco del primo tempo. Continua a piovere, non sembra di sentirne il terreno di gioco che sta drenando piuttosto bene. Ancora Cominotto, rischia con un intervento a gamba tesa, c'è solo il calcio di punizione. Chiede anche scusa il capitano del Ciardins Muzzane. Ciardins Muzzane che ha vinto il titolo regionale in Friuli Venezia Giulia, superando nel triangolare finale il Flaibano e il San Luigi, vincendo in entrambe le occasioni in cui si è ritrovato dinanzi alle avversarie. Il lancio sormelese, esce al limite della propria area di rigore Bertè. Ancora la pressione del Ciardins Muzzane con Piccolotto che arriva a abbattere l'avversario Agosti. Ha preso un colpo il difensore del Mori Santostefano e, subendo proprio un colpo in testa, induce l'arbitro a fermare il gioco, ma si è già rialzato il giocatore trentino, quindi uscirà dal rettangolo di gioco e l'arbitro scodella il pallone perché è stato proprio lui a fermare le operazioni. Temporaneamente in 10 contro 11 il Mori Santostefano, che restituisce anche il pallone al Ciardins Muzzane, e il signor Costa permette anche il ritorno dentro il rettangolo del gioco all'infortunato e quindi ristabilita la parità numerica. Ancora Ciardins Muzzane in possesso palla, subito
aggredita dai centrocampisti del Moli Santo Stefano. Piccolotto, Fabroni, ottimo lancio verso Cocci, solo leggermente troppo lungo per le possibilità di intervento del numero 11 maglia arancione. Attento Bertè, sventa la minaccia. 33esimo, Gregoris va ad anticipare Lorenzo De Michei, che ha dalla sua una stazza imponente. Sia Cominotto sia Gregoris sono più bassi del centravanti del Moli Santo Stefano con il numero 9. Pinter alla rimessa con le mani, poco oltre la linea di metà campo, va a cercare gli avanti con Guzzo, sul quale lavora in copertura Cominotto. Poi c'è anche Fabroni nella zona delle operazioni. Il pallone ancora per il Moli Santo Stefano, che a suon di touche avanza fino all'altezza del vertice alto dell'area di rigore di Sebastiano Vrech. Gregoris di testa mette in moto Banini, un po' lezioso Palmegiano, non approfitta del lavoro di disimpegno da parte dei suoi compagni di squadra. Dall'altra parte però il Moli Santo Stefano non affonda e quindi al 35esimo siamo sempre 1-1, una partita che dopo i fuochi d'artificio del gol del Cernis Buzzane e del pareggio del Moli Santo Stefano adesso sta vivendo una fase di studio in cui le due formazioni stanno molto attente a non scoprirsi, a non offrire palloni e spazi giocabili all'avversaria, ma costruiscono poco o nulla. Chissà che il Cernis Buzzane non possa invertire il trend. Ci riprova in questa circostanza, pallone verso l'Urmelese in area di rigore, arriva a supporto anche Piccolotto, si accentra, viene abbattuto. C'è un calcio di punizione dalla tre quarti, anzi direi quasi al limite dell'area di rigore, diciamo a una 25 metri dalla porta di Bertè. Lì il destro di Piccolotto o anche la Berta di Gregoris potrebbero essere efficaci. Difatti c'è Gregoris sul punto di battuta. Vediamo cosa studia il centrale difensivo di Piva. Quattro uomini in bandiera più un disturbatore davanti a Bertè. Gregoris la mette sul primo palo, pallone deviato con la mano, e questo è un altro calcio di rigore per il Cernis Buzzane, direi ineccepibile dal momento che si è alzato proprio il braccio del giocatore in bandiera, e se tanto mi dà tanto, se è calcio di rigore ci vorrebbe anche il cartellino giallo, se è calcio di rigore a termini così di regolamento, ma ci va bene così. C'è Cominotto di nuovo sul dischetto del rigore, cambia lato, fermo Bertè. Cernis Buzzane 2, Moli Santo Stefano 1. Ancora capitano Cominotto, ancora su rigore al 37esimo, di nuovo in vantaggio la squadra di Piva. Ho visto il cenno del mister Carlinese ai suoi difensori, è stato chiaro ed eloquente, gli ha detto: adesso però basta disattenzioni difensive, facciamo attenzione. Trevisan con le mani, cercare Guzzo, De Michei va in pressione su Cominotto, che però riesce a respingere senza però tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco. Mancano 8 minuti più eventuale recupero al termine del primo tempo.
l'11 di Carlino è tornato in vantaggio grazie al secondo rigore battuto da Cominotto. Anche in questa circostanza freddissimo ed efficace il capitano carlinese. Con la pressione Banini sradica una boccia, poi fa partire Coci entra nell'area di rigore, Coci viene abbattuto, c'è un fallo fischiato al limite dell'area. Questo è un cartellino. Di che colore è il cartellino? Ha dato solo cartellino giallo, però cioè, allora, caro il mio signor Costa di Novara, prima doveva essere cartellino giallo e non gliel'ha dato sul calcio di rigore. Questo qui era rosso, gli ha dato solo giallo. Si vede che ha una gestione dei cartellini, una scala in meno, assolutamente sì. Questo era a termine legalmente cartellino rosso perché Coci si stava involando verso la porta avversaria, è stato abbattuto. Attenzione al calcio di punizione per i Ciani Mussana, di nuovo dal limite dell'area. Pallone battuto non benissimo da Rover col sinistro, abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Bertè. Siamo arrivati ormai quasi al 40esimo. Altro scontro nel cerchio del centrocampo. Si scaldano gli animi anche in tribuna, con i tifosi del Ciadis Muzzane un po' perplessi per la gestione dei cartellini da parte del signor Costa di Novara. Io confermo la perplessità di tanti, ma comunque applaudiamo un Ciadis Muzzane che si sta impegnando al massimo per riuscire a tenere testa a questa solida e ottima formazione del Mori Santo Stefano. Al momento sotto di un gol a Marano Lagunare nei confronti della formazione del mister Pietro Piva. Adesso il Mori attacca a pieno organico a caccia del gol del pareggio. Guzzo non supera il primo sbarramento costituito da Fabroni, arriva in copertura anche Semo, che si piglia gli applausi convinti della tribuna di Marano. Drek si incarica del calcio di punizione. Meno di 5 minuti al termine, più eventuale recupero. Sbaglia Bianchi, ma sbaglia anche il centrocampo del Ciadis Muzzane, e allora Guzzo va all'1 contro 1 contro Fabroni. Le finte sul plus del numero 11. Occhio a Bertolini, autore del gol del Mori, che scodella un ottimo pallone a cercare lo scatto in profondità da parte di Lorenzo De Michei. Non era male l'idea, ma l'attaccante del Mori Santo Stefano era finito in fuorigioco grazie al movimento a salire dei difensori di Piva. Ormelese la spista di testa, ma Banini è chiuso. Commette anche fallo l'attaccante carlinese. Bertolini verso Guzzo, ma il duello con Fabroni premia ancora il difensore carlinese. Sta disputando un primo tempo efficace. 42esimo, 2 minuti e mezzo più recupero alla fine del primo tempo. Sempre 2-1 per il Ciadis Muzzane in maglia arancione contro il Mori Santo Stefano, maglia gialla, nella terza partita del triangolare interregionale juniores regionale. Ancora un fallo. Possibile che nell'arbitro nel guardalinee abbiano visto questo contatto. Prova a ripartire il Mori Santo Stefano con Guzzo raddoppiato. Guadagna la rimessa laterale.
si riposiziona in fase difensiva il Cernís Muzzane. Banini di testa, si piglia un'altra landellata, ancora un fischio del signor Costa, garantisce il calcio di punizione. Meravigliosi i tifosi del Cernís Muzzane, invece che litigare con i tifosi avversari, litigano tra di loro per può darsi, meravigliosi. Succede solo qui, ma è il bello di queste partite. Nel frattempo si rialza Banini, un po' acciaccato, deve uscire dal rettangolo di gioco l'attaccante carlinese, ma nel frattempo siamo arrivati al 44esimo, quindi meno di 2 minuti più eventuale recupero alla fine. Ci saranno almeno 2 minuti di recupero stante le interruzioni che si sono verificate. Gregoris la spedisce dalle parti di Ormelese, non aggancia il numero 7, voleva anche il tocco di Andreozzi, ma giustamente il signor Costa assegna la rimessa ai trentini. Questa fase finale del primo tempo che Cernís Muzzane deve giocare in 10 contro 11, perché Banini è ancora fuori dal rettangolo di gioco ma è pronto a rientrare. Rientra proprio in questo istante, quindi 11 contro 11. Vrek chiama la palla, si lascia sfilare Gregoris e senza fretta il portierone carlinese si accinge al rilancio. Al termine del primo tempo, dopo il duplice fischio del signor Costa, daremo subito la linea alla regia per il break pubblicitario. Ci ritroveremo nel corso dell'intervallo per i commenti dalla tribuna del campo sportivo di Marano Lagunare. Intanto continua ad arrivare gente per sostenere e supportare l'11 del mister Pietro Piva. Noi saremo impegnati anche domani pomeriggio a Martignacco per la finalissima dei playoff del campionato di promozione in Friuli Venezia Giulia. In campo l'Oltre e il Torre di Pordenone, quindi la squadra di Candon che ha vinto i playoff del girone B contro la squadra di Giordano che è arrivata seconda nel girone A alle spalle del Brian di Precenicco con più di 9 punti di vantaggio sulle avversarie, quindi qualificata di diritto alla finalissima dei playoff. Ci sono 3 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al 48esimo. Avviso anche per Giancarlo, 3 minuti di recupero, si gioca fino al 48esimo. E sul duplice fischio del signor Costa daremo tra 2 minuti e mezzo la linea alla regia. È stato ammonito anche il giocatore del Cernís Muzzane che ha commesso fallo. Io stavo osservando i tifosi che si stanno avvicinando verso il chiosco dell'impianto maranese. Pallone in area di rigore, Cominotto svetta di testa e fa ripartire il Cernís Muzzane. Ormelese sarebbe libero qui sulla sinistra, ma per fortuna del Mori Santo Stefano è attento Pinter a contrarre il lancio con cui Fabloni intendeva servire proprio il numero 7. Ancora prova ad affondare Cocci, pallone in fallo laterale. Se ne sono già andati quasi 2 dei 3 minuti di recupero chiamati dall'arbitro. Cocci rovesciata, libera di testa Matassoni, ma il pallone resta lì, poi spazza via Guzzo, ma il solito Cominotto ringhia
addosso a Dei Michei e mette il pallone in fallo laterale. Impagabile il capitano carlinese per questo lavoro di copertura sull'attaccante trentino, nonostante la stazza fisica sia nettamente inferiore. Ancora break per l'11 di Piva che prova ad uscire dalla fase difensiva, ma ormai mancano circa 30 secondi allo scadere dei 3 minuti di recupero, e qui c'è posizione fuori gioco di Viento da parte di Dei Michei, e quindi il Charles Muzzane avrà a disposizione un calcio di punizione dentro il cerchio di centrocampo. Scade ora il recupero, il pallone è in braccio a Jacopo Bertè ed eccolo il duplice fischio del signor Costa di Novara che manda le squadre negli spogliatoi. Charles Muzzane, dopo i primi 45 minuti di gioco, dopo la prima frazione di gioco, in vantaggio per 2-1, doppio rigore di Capitan Cominotto per al momento garantirsi il vantaggio sul Mori Santo Stefano, che è andato in gol pareggiando sull'1-1 con un tiro dal limite di Samuele Bertolini. Vedremo nel secondo tempo come evoluirà la situazione. Per il momento da Marano Lagunare è tutto, linea alla regia, ci risentiamo tra qualche minuto dopo il break pubblicitario per i commenti dell'intervallo.
iniziato il secondo tempo della partita tra Charlins Muzzane e Mori Santostefano. Un Charlins Muzzane che ha chiuso i primi 45 minuti di gioco, anzi 48 perché ci sono stati 3 minuti di recupero, con il vantaggio assicurato dai 2 rigori realizzati da Capitan Cominotto e sanzionati dal signor Costa, che è l'arbitro centrale di questo match. Sta arbitrando assieme ai assistenti di linea Calzoni e Faini. Un Charlins Muzzane che è passato in vantaggio con il suo capitano, poi si è fatto sorprendere da un tiro dal limite dell'area da parte di Bertolini, e dico sorprendere perché il pallone a Bertolini è stato concesso da un regalo da parte della retroguardia carlinese. Si era posizionata male su un affondo degli ospiti. Un Charlins Muzzane che comunque, dopo qualche fase di studio e di necessaria un Charlins Muzzane, dopo fase di studio a seguito del pareggio del Mori Santostefano, si è ricompattato e su un affondo è riuscito a garantirsi un altro calcio di rigore, recriminando anche perché c'è stato anche un cartellino giallo che poteva essere rosso, sventolato dal signor Costa a Matassoni su un affondo di Coci. Poteva dare un vantaggio in più all'11 di Piva, che adesso prova a ripartire. Andiamo a vedere anche i 22 giocatori in campo. Charlins Muzzane è in porta Vrek, numero 1, e poi numero 2 Fabroni, numero 3 Rover, numero 4 Semo, numero 5 Capitan Cominotto, numero 6 Gregoris, il numero 7 Ormelese, il numero 8 Palmegiano, numero 9 Banini, numero 10 Piccolotto, numero 11 Cocci. Il Mori Santostefano invece è in campo con il numero 1 Bertè, il numero 2 Pinter, il numero 3 Andreozzi, il numero 4 Trevisan, il numero 5 Matassoni, il numero 6 Agosti, il numero 7 Bertolini, il numero 8 Dedici, il numero 9 Dei Michei, il numero 10 Bianchi, il numero 11 Guzzo. Proprio Guzzo ha sulla coscienza 2 errori, uno clamoroso sul punteggio di 0-0, che poteva indirizzare il match in un'altra direzione. Ora Piccolotto, colpo di testa in tapping, libero in area di rigore. Eccellente l'intervento di Bertè, ma occasione importante per il Charlins Muzzane, mentre Mori Santostefano sostituisce il numero 8 Aldin Dedic proprio al quarto minuto del secondo tempo. Al posto di Dedic è entrato in campo il numero 17 Adrian Cerda, classe 98. Charlins Muzzane in maglia ovviamente arancione con numeri azzurri, il Mori Santostefano in maglia gialla. Vi ricordo che in base alla formula del torneo il Mori Santostefano, che ha battuto per 3-0 il Terminal Tremin, ha un vantaggio nella differenza reti rispetto al Charlins Muzzane, che ha battuto per 3-1 gli altoatesini. Ne consegue il fatto che il Charlins Muzzane, per garantirsi il primo posto in questo triangolare, deve per forza vincere questo pomeriggio a Marano Lagunare, mentre il Mori Santostefano gioca con 2 risultati su 3 a disposizione per centrare il primo posto. Potrebbe anche pareggiare il Mori. Il pareggio poi chiederebbe il ricorso alla classifica avulsa, e con la differenza reti gli altoatesini, i trentini sarebbero in vantaggio. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su Udinese TV. Un ringraziamento anche ad Alberto, che sta curando le riprese della diretta da Marano, e a Giancarlo, che sta curando la regia in Galleria Antivari.
adesso il Modi attacca a pieno carico, caccia del gol del pareggio, ma si espone alle ripartenze del Cernus Buzzane. Rover si accentra, fa filtrare il pallone su Banini, che è in posizione di fuorigioco. Signor Calzoni bandiera l'offside dell'attaccante cardinese. Altro break del Cernus Buzzane, Piccolotto alza un campanile sul quale prova ad avventarsi Ormelese, ha anticipato ma resta in pressione ancora la formazione di Piva. Rover spedisce la palla in avanti, togliendola anche dalle possibilità di intervento del suo capitano, il bomber Cominotto, oggi autore di 2 ineccepibili calci di rigore. Vrek, Ormelese colpito duro, arbitra l'inglese il signor Costa, che sta concedendo dei contatti piuttosto violenti e rudi tra i giocatori in campo. Attenzione a dei Michei, sul quale come al solito va in copertura Cominotto, finora autore di una partita di grande consistenza il capitano. Piccolotto poi alleggerisce su Vrek di testa, gli applausi del pubblico carlinese. Piccolotto ancora di testa, Ormelese perde il possesso ma Gregoris ribadisce in avanti, Mattassoni alza il campanile, Trevisan arriva in scivolata ma c'è un fischio del signor Costa che assicura il calcio di punizione al Modi Santo Stefano, che si prepara con un altro cambio. Sta per entrare il numero 16 Geremia Carolo al posto di dei Michei, quindi esce il centravanti trentino ed entra al suo posto Carolo, che è un classe 2000. Carolo va a prendere posizione proprio al centro dell'attacco, quindi nulla cambia nello schieramento tattico del mister Maurizio Colpo, allenatore del Modi Santo Stefano. Questi è Pinter, aggredito da Koci, Trevisan, sul quale c'è la pressione di Palmegiano. Rover, Ormelese centralmente su Banini, Banini fa salire il Cernus Buzzane, mette il pallone sui piedi di Palmegiano, Palmegiano ancora, Koci, Koci la ripiazza verso il centro dell'area, non ci arriva Palmegiano, poi Cominotto va in copertura sul neoentrato Carolo e questo è Piccolotto che inizia il giro palla del Cernus Buzzane. Ancora Gregoris, un po' troppo disinvolto addirittura in dribbling. Gregoris sembrava Edigno ai tempi dell'Udinese di Zico quando usciva palla al piede dall'area di rigore. Koci, Palmegiano, c'è Semo, sbaglia e svirgola il sinistro.
che comunque favorisce l'intervento di Ormelese. Ormelese al centro sul taglio di Banini, e adesso bada soprattutto a difendersi il Mori Santostefano. Applausi per la formazione del mister Pietro Piva. Piccolotto si gira, poi scarica la Berta verso la porta di Jacopo Bertè. Ben piazzato l'estremo difensore trentino. Guzzo, ancora la chiusura di Cominotto. Quando siamo arrivati all'11° del secondo tempo, sempre 2-1 per il Ciarlis Muzzane. Rover di testa, regala il calcio d'angolo al Mori Santostefano. Se ne incarica direttamente Matteo Trevisan, classe 2000, questo numero 4, capace di giocare a tutto campo, sicura dinamismo ma anche consistenza nei contrasti e anche una buona visione di gioco. Calcio d'angolo, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, dall'altra parte arriva Andreozzi per il tap-in. Non era uscito Vrek, nonostante il pallone avesse attraversato tutto lo specchio della porta nell'area piccola. Di solito il portiere dovrebbe sempre andare su quei palloni. Il rinvio dell'estremo difensore carlinese nella zona di Piccolotto. Banini, lotta di fisico, e poi ancora Guzzo e Semo giocano a centrocampo. Il fallo è del numero 4 del Ciarlis Muzzane. Calcio di punizione per il Mori Santostefano. Andreozzi, Trevisan, gli si parla dinanzi Palmegiano. Trevisan riesce a far partire un lancio sul quale va in chiusura Fabroni. Questi è Pinter che va a cercare Carolo. Carolo si porta il pallone oltre la linea di fondo campo, si riprenderà con il rinvio da parte di Vrek quando siamo arrivati ormai al 13°. Ciarlis Muzzane che sta dimostrando di controllare adeguatamente i ritmi dell'incontro. Ciarlis Muzzane che questo pomeriggio deve per forza vincere se vuole garantirsi il primo posto nel triangolare, nella classifica del triangolare, mentre il Mori Santostefano potrebbe anche pareggiare per garantirsi il primato. Il tiro di Cocci deviato in calcio d'angolo. Dalla bandierina si presenta Semo. Pallone a centro area, smanaccia Bertè ed esce dal rettangolo di gioco sul lato opposto. In agguato gli attaccanti carlinesi, con Piva che sta anche pensando a qualche sostituzione. Piccolotto di testa, Cocci, Rover la mette in mezzo, Ormelese sorvolato dalla boccia, costretto a decentrarsi. Numero 7 tenta la finta su Pinter, gli dice male l'operazione anche perché c'è un raddoppio di marcatura da parte dei difensori del Mori Santostefano. Piccolotto, Semo va a cercare Cocci, un po' di batti e ribatti, situazione da cui esce palla al piede il Mori Santostefano. Attenzione a Serda che mette in moto Trevisan. Andreozzi sale sulla destra, cross in profondità, anzi un lancio in profondità verso Adrian Serda. Il pallone si spegne sul fondo.
Ancora Gregoris, lancia in avanti a cercare Ormelese, sul quale va in chiusura Pinter. Ormelese di prima intenzione direttamente al centro, Mattassoni anticipa Cocci, ma Mori Santo Stefano adesso ha poche idee e anche piuttosto confuse, non riesce a produrre azioni efficaci, mentre Charles Muzzane si difende con ordine. Trevisan sulla sua verticale verso Guzzo, la copertura di Fabroni. Ormelese, svirgola sbagliando poi la direzione del pallone, esce comunque dalla fase difensiva Cellini Muzzane proprio con il numero 7 centralmente su Banini. Cocci porta a spasso la palla, tenta l'affondo sulla destra, gli chiude la strada Mattassoni. Qui ha toccato il pallone con la mano il difensore del Mori Santo Stefano, l'assistente di linea dà solo la rimessa laterale, ma voglio dire, se quello lì non è un tocco di mano volontario, non lo so cosa si possa pensare da un punto di vista regolamentare. Pallone a fondo campo, quindi si riprenderà con il rinvio da parte di Jacopo Bertè. Con la pressione Charles Muzzane, Ormelese, Banini. Ormelese che galoppa sulla destra, mette il pallone in mezzo, rasoterra, preda dei difensori del Mori Santo Stefano. Trevisan anticipa Palmegiano, ma dall'altra parte ancora Rover riesce a recuperare la boccia. C'è un fallo di Piccolotto ai danni di Bertolini, autore del gol del Mori Santo Stefano. Siamo al 19esimo del secondo tempo, sempre 2-1. C'è da riposizionare il pallone su una posizione, un punto di battuta più arretrato. Sempre Trevisan. Iniziano ogni azione del Mori Santo Stefano inizia dai piedi del numero 4, leader del centrocampo dei trentini. Calcio di punizione per la formazione del mister Maurizio Colpo. Trevisan la mette in mezzo, troppo sul portiere, Vrek si accartoccia e impedisce ogni tipo di intervento agli avanti trentini. Attenzione all'agguato di Banini. Ormelese svirgola il destro che si spegne fuori dallo specchio della porta, non lontano però dal 7 alla sinistra di Bertè. Se avesse creduto un po' di più poteva shootarla meglio. Cambio per Piva, esce proprio Ormelese, autore di una prestazione di buon dinamismo, forse non correlata da altrettanta precisione. Al suo posto in campo il numero 14 Christian Codrean, classe 99. Ovviamente non ha fretta Ormelese di uscire e adesso applausi per Codrean, applausi di incoraggiamento, di incitamento per il numero 14, il primo cambio per il mister Piva. Rimessa laterale per il Mori Santo Stefano in area di rigore, occhio Trevisan, gli toglie il pallone dai piedi Cominotto.
Serda, Bianchi non controlla, si porta il pallone oltre la linea di fondo. Si salva anche in questa circostanza il Cernis Mulsanne. Alto contrasto, adesso però a centrocampo il Modi Santo Stefano arriva sempre primo su ogni pallone, dettaglio sul quale Cernis Mulsanne deve fare attenzione. Palmegiani sulla verticale per Cocci, sale anche Fabroni per la battuta della rimessa laterale. Siamo alla metà del secondo tempo, sul punteggio di 2-1 per l'11 di Piva. In area di rigore Banini esce, prova a cercare spazio ma viene raddoppiato l'attaccante carlinese. Banini vince il contrasto, ne vince un secondo, perde poi la palla ma poi recupera ancora Banini e adesso guadagna la rimessa laterale il numero 9. Cocci, spalle alla porta, mette il pallone al centro, voleva il calcio d'angolo ma la terna arbitrale assicura il rinvio da fondo campo a Jacopo Bertè. Quando siamo arrivati al 23esimo del secondo tempo, sempre con Cernis Mulsanne in vantaggio per 2-1, doppio rigore di Capitan Cominotto nel primo tempo, in mezzo ai due rigori il gol del pareggio di Bertolini su disattenzione difensiva del Cernis Mulsanne, va detto. Sbaglia ancora la squadra ospite con Guzzo, sbaglia controllo. Banini, Cocci, la palla era uscita ma viene data la rimessa a Cernis Mulsanne. Resta un po' perplesso, difatti qualche grido di scherno da parte dei tifosi cardinesi. La palla era evidentemente per il Modi Santo Stefano, che comunque recupera il possesso, prova ad uscire dalla fase difensiva la squadra di colpo ma non lascia spazio l'11 di Piva e adesso è Cocci che tenta di attaccare lo spazio e guadagna un'altra rimessa laterale. Siamo al 24esimo del secondo tempo qui a Marana Lagunare. Il Cernis Mulsanne in maglia arancione sta vincendo per 2-1 contro il Modi Santo Stefano in maglia gialla. Un secondo tempo in cui la formazione del mister Piva, il presidente Zanutta, sta confermando, sta consolidando anche questo vantaggio arrivato grazie ai due rigori realizzati nel primo tempo da Capitan Cominotto. In mezzo ai due rigori c'è stato anche il gol del pareggio da parte di Bertolini su svarione errore difensivo da parte del Cernis Mulsanne. Un Modi Santo Stefano che in questa seconda frazione di gioco non riesce a esprimere il proprio tasso tecnico, tant'è che i tifosi trentini si stanno anche arrabbiando con i propri ragazzi. Mentre qui sta scherzando col Frocco Fabroni, che ci ha messo un po' prima di effettuare la rimessa dal fondo. Pallone che arriva in area di rigore, sempre pressione del Cernis Mulsanne. Occhio però alla ripartenza del Modi Santo Stefano, ci pensa senza
sapere leggere e descrivere Semo che buca la copertura della tribuna spedendo un pallone direttamente in mezzo ai tifosi. Se arrivava nei pressi della nostra telecamera erano 3.000 euro di danni. Poi altro sconto da parte del signor Costa, cioè non decisione da parte del signor Costa, che assegna la rimessa laterale al Cernis Buzzane. Siamo arrivati al minuto numero 27 in questa seconda frazione di gioco. Altro pallone in tribuna, sempre 2-1 per il Cernis Buzzane. E quindi ripetiamo anche a beneficio di tutti coloro che si siano messi in ascolto in questo istante la situazione. Siamo in diretta da Marano Lagunare, in campo il Cernis Buzzane in maglia arancione contro il Mori Santo Stefano in maglia gialla. 2-1 la situazione, doppio rigore realizzato da Capitan Cominotto nel primo tempo. In mezzo ai due rigori del centrale difensivo carlinese anche il gol del Mori da parte di Bertolini con un destro secco dal limite dell'area su sbaglione difensivo del Cernis Buzzane. Un Cernis Buzzane che in questa seconda frazione di gioco sta legittimando il vantaggio con una prestazione attenta soprattutto in fase di copertura. Adesso deve fare attenzione soprattutto alla voglia del Mori Santo Stefano di arrivare a un pareggio che basterebbe ai trentini per vincere la classifica finale del triangolare, mentre il Cernis Buzzane per arrivare primo deve per forza superare il Mori Santo Stefano in questo pomeriggio. Siamo al 29esimo, calcio d'angolo per il Cernis Buzzane che poco fa ha mandato in campo anche Codrean al posto di Ormelese, e qui c'è un colpo di testa da parte di Banini controllato dal portiere del Mori Santo Stefano Jacopo Bertè. Altro a centrocampo, stavolta il signor Costa assicura il calcio di punizione al Mori Santo Stefano. Qui però non ho capito bene il metro arbitrale perché sta fischiando determinate cose e non altre, un po' a casaccio. Difatti da questo dettaglio scaturisce la protesta dei tifosi cardinesi. Cozzi prova lo stop a seguire superando Agosti, ma si allunga troppo il pallone. Cozzi poi perde il possesso con la rimessa laterale a disposizione del Mori Santo Stefano. Ce ne incarica il numero 2 Lorenzo Pinter. Ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Palmegiano non riesce a tenere il pallone in campo. Poi crampi per il numero 8 che però è fuori dal campo. Bravo, anche applausi anche per Trevisan che è andato a soccorrere l'avversario. Trevisan che mi sembra uno dei giocatori trentini di maggiore interesse, centrocampista, centramediano centrale, quasi regista della formazione del Mori. Piedi buoni, personalità in mezzo al campo. Poi altra sventagliata in avanti a cercare Cocci. Adesso il puntero centrale del Cernis Buzzane è proprio Cocci, con Banini che è arrivato sulla destra per dare una mano nelle coperture. Dopo l'uscita di Ormelese, Piva ha ridisegnato il suo 11 sul rettangolo di gioco con Cocci punto di riferimento offensivo.
anche se probabilmente il movimento di poco fa aveva portato Banini solo in via estemporanea sulla fascia laterale. Difatti Banini, che è un centravanti puro, torna a recuperare possesso della sua posizione prediletta. C'è Codrean che gioca sulla sinistra e questo è Palmegiano che va al doppio contrasto. Grande Palmegiano che poi si propone in profondità, sbaglia il lancio in avanti Semo, ma applausi convinti dei tifosi carlinesi per la squadra di Piva. Sta vincendo per 2-1 su un'avversaria quotatissima dagli addetti ai lavori come il Modi Santo Stefano. C'è però ancora un quarto d'ora abbondante con il recupero di sofferenza per il Cedesimo Muzzane. Bisogna arrivare a essere concentrati, attenti fino al fondo. Attenzione a Guzzo che la mette in mezzo, arriva in copertura Cominotto. Guai a qualsiasi disattenzione in casa carlinese. Il Modi ha a disposizione 2 risultati su 3, potrebbe anche pareggiare la squadra di Colpo per garantirsi il primato nel triangolare. Il Cedesimo Muzzane deve per forza vincere per fare altrettanto, quindi attenzione e concentrazione massima fino al fischio finale. Il rilancio di Vrek, Piccolotto non aggancia, Trevisan fa filtrare un pallone verso Guzzo, poi Cominotto forse voleva l'uscita di Vrek sulla sinistra. Comunque attento all'over che presidia la sua fascia di competenza e guadagna la rimessa laterale. C'è un cambio per il Modi, terzo cambio, esce Lorenzo Pinter con il numero 2 ed entra in campo al suo posto Gledi Doda con il numero 14. Questo Doda è un classe 99. Anche in questa circostanza direi stesso ruolo, stessa posizione in campo per i due giocatori, con Doda che va a giocare da laterale basso nello schieramento difensivo dell'11 di Maurizio Colpo. Al limite dell'area Bertè anticipa Coci. Adesso Coci si disinteressa del rilancio perché è in posizione regolare. Codrean vince il contrasto, entra in area di rigore, un'occhiata in mezzo, il piazzato di Coci di destro non inquadra lo specchio della porta, è arrivato un po' troppo leggiadro il numero 11 in maglia arancione all'appuntamento con il tap-in. Poi ancora uno scontro e questo è un fallo in attacco di Guzzo che viene anche ammonito. Ammonizione per Simone Guzzo. Mi sembrava abbastanza innocente il numero 11 del Modi Santo Stefano in questa circostanza, ma il signor Costa ha valutato per intenzionale il suo intervento. Si rialza comunque Semo, un po' intontito, ma di nuovo in piedi il numero 4 carlinese. Dovrà uscire dal... no, non deve uscire perché è stato ammonito Guzzo, quindi può restare in campo Leon Semo, nonostante abbia ricevuto le cure del caso. Sul punto di battuta del calcio di punizione c'è Mirko Gregoris. Quando siamo arrivati al 36esimo del secondo tempo, pallone verso Coci che addomestica la boccia. Palmegiano allunga il pallone verso Gregoris. Rover spedisce il pallone in avanti, troppo in profondità per le possibilità di intervento di Codrean. Poi Guzzo di prima
verso il numero 10 Federico Bianchi. Il pallone esce dal campo, anche perché nella zona delle operazioni c'è l'ottimo Fabroni che protegge la rimessa laterale. Cronometro avanza inesorabilmente, siamo arrivati al 36esimo. Banini, la palla è per il Moli Santostefano. Questa era forse un fallo da parte di Semo, gamba tesa. Difatti rumoreggiano addirittura i tifosi del Cerdis Bussane che pensavano fosse un inevitabile fischio da parte del signor Costa. Non in grande giornata probabilmente il fischietto novarese, che assegna un calcio di punizione dalla tre quarti alla formazione del mister Maurizio Colpo. Sul punto di battuta Trevisan e Zerda. Potrebbero anche tentare la stoccata a rete. Ecco Zerda che fa partire la Berta, sulla quale si impegna in tuffo Sebastiano Vrek. In pressione il Moli Santostefano a caso del pareggio che garantirebbe ai trentini la vittoria nel triangolare. Pericoloso un pallone in area di rigore, alto calcio d'angolo per i trentini. Soffre il Cerdis Bussane in questa fase dell'incontro. Poi ancora pericoloso nell'area piccola un cross. Ormai abbiamo capito la politica di Vrek, questi palloni li lascia sempre scorrere. È buon per lui che nessuno degli avanti del Moli Santostefano si fa trovare pronto all'appuntamento col tapping. Il rinvio da fotocampo dell'estremo difensore carlinese nella zona di Piccolotto, che tiene il pallone dentro il triangolo di gioco. Dover in avanti, poi sull'errato disimpegno è attento Coci. Coci prova a entrare nella di rigore, si perde l'attimo buono però e guadagna comunque la rimessa laterale Fabroni. Va al cross, attento Codrean sul secondo palo, suo colpo di testa si spegne sul fondo, ma siamo ormai al 39esimo e inizia ad intravedere in lontananza lo striscione dell'ultimo chilometro il Cerdis Bussane, ma come detto massima attenzione, massima concentrazione fino al triplice fischio del signor Costa, perché il Moli Santostefano è formazione è avversario da prendere con le pinze, capace di creare pericoli in qualsiasi momento. Finale di rigore, Codrean scivola al momento di battere a rete. Il rilancio di Bertè in una zona in cui Cominotto sbaglia il controllo e quindi è in agguato Carolo, su quale però si impegna in copertura Fabroni, bravo, libera, ma il pallone arriva tra i piedi di Doda che rimette un pallone in area di rigore. Ancora il numero 14 lo ribadisce in area, libera il Cerdis Bussane e Cozzi si libera di Agosti che viene no, non viene ammonito Agosti, ma se devo dirvela tutta con grande sincerità
io conosco un altro regolamento, almeno sui cartellini gialli, sull'interpretazione dei cartellini gialli, ma tant'è. Sbaglia però Fabroni, anzi scusate, Palmegiano il calcio di punizione, è già in possesso palla il Mori Santostefano, e anche questo a termini di regolamento sarebbe un intervento da dietro, non sul pallone, da parte di Cominotto, che forse meritava ben altra sanzione, ma abbiamo capito che ormai il signor Costa non è un grande amante dei cartellini. Basta che nulla succeda da qui al triplice fischio finale, potrebbe andarci bene anche così. Altro cambio per Piva, che richiama in panchina Banini e manda in campo al suo posto il numero 18 Francesco Casco, classe 2000. Altra gara di grande generosità da parte di Banini, centravanti classico, che si è impegnato tantissimo per tenere alto il baricentro del Cernis Muzzane e impegnando i centrali difensivi del Mori Santostefano anche con un lavoro di fisico. Zerda mette un pallone in mezzo, Gregoris anticipa ma non libera, quindi sempre pressione per il Mori Santostefano, ma siamo arrivati al 43esimo del secondo tempo. Attenzione, c'è anche un Gabbiano che impalla le inquadrature, d'altronde siamo a Marano Lagunare, ci mancherebbe che non ci fossero. Calcio d'angolo per la formazione trentina, in copertura 10 giocatori su 11, anzi 11 su 11 per il mister Piva, pallone in area di rigore e arriva il pareggio da parte di Agosti, che è volato in cielo per andare a gonfiare la rete nell'angolino laddove Vrek non poteva arrivare. A 2 minuti dal 45esimo è arrivato il pareggio del Mori Santostefano e, come ho detto in occasione del pareggio del primo tempo da parte di Bertolini, di nuovo tutto da rifare per il Cernis Muzzane, che in vero nel secondo tempo, e credo di non poter essere smentito in questo assunto, aveva giocato con maggiore determinazione e giocato in maniera migliore rispetto al Mori Santostefano, ma è chiaro che il calcio è così, bisogna restare attenti e concentrati fino alla fine, e soprattutto quando ci si trova dinanzi una formazione come il Mori, che è capace di realizzare e creare pericoli in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Adesso a pieno organico il Cernis Muzzane deve attaccare gli spazi per andare a realizzare il gol che permetterebbe di nuovo all'11 di Piva di garantirsi la vittoria nel triangolare. Mi attendo anche che i trentini giochino questi ultimi minuti con la tattica del palla lontana e zero pericoli. Questa è posizione irregolare da parte di Carolo. Colpito a freddo il Cernis Muzzane, a questo punto già pregustava il successo. Ci saranno 5 minuti di recupero e ancora di speranza per Cominotto e compagni. Gregoris, che ormai gioca da attaccante, perché tanto perso per perso a questo punto è meglio andare a offendere piuttosto che pensare a difendersi. Bertè manda pallone in calcio d'angolo. Primo palo svirgolato, ancora
Kodrian batte a colpo sicuro e poi si resta lì con il tiro da parte di Rover, che peraltro era stato bravissimo a impedire il contropiede del Mori Santostefano. Pallone a disposizione di Bertè, che opera il rilancio nella zona di Carolo. Ancora Rover, Carolo controlla la boccia, che però è uscita dal rettangolo di gioco, quindi rinvio per Sebastiano Vrek. Se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero. Corpo a corpo, Piccolotto, c'è un giocatore del Mori Santostefano per le terre con un problema di crampi, infatti il signor Costa finalmente se ne accorge. Il signor Costa chiede al massaggiatore del Mori Santostefano di accompagnare fuori dal rettangolo di gioco il giocatore vittima di crampi. Riprese le ostilità in campo e il Cernis Muzzane ha recuperato il pallone. Sbagliato però il lancio da parte di Fabroni, stanchissimo anche il numero 2 carlinese. Guzzo spedisce il pallone in avanti. L'obiettivo del Mori Santostefano è giustamente quello di tenere il pallone il più lontano possibile dalla porta di Bertè. Tocca al Cernis Muzzane adesso cercare spazi e opportunità per mettere in difficoltà la retroguardia trentina. Bravo, con i tempi giusti Doda mette il pallone in fallo laterale. C'è Gregoris in area di rigore, poi anche Casco che guadagna il calcio d'angolo rimanendo in agguato dalla bandierina Parmegiano. Ancora 2 minuti di speranza per il Cernis Muzzane, c'è anche Vrecchi in area di rigore, il pallone di Casco è messo in aria ma si spegne sopra la traversa della porta difesa da Bertè. Ha avuto fretta il numero 18 perché non si è accorto che stava salendo anche Vrek per il colpo di testa a creare il sovrannumero in area di rigore avversaria. Zerda, mezzo a 2, va via il numero 17. Ancora vince un contrasto. A quel punto però Rover gli dice fermo lì, recupera il possesso il terzino di fascia di Piva. Piccolotto, altra opportunità, ma ormai siamo nell'ultimo minuto di recupero. Piccolotto, animi tesi, viene anche a tutti e due. Cartellino giallo anche per entrambi i giocatori impegnati nel corpo a corpo. Vai su. Vai su. Quindi ultima opportunità, 30 secondi al termine. Calcio di punizione per il Cernis Muzzane. Battuta in area di rigore. Gregoris protegge il tiro di Casco di esterno destro, leggermente svirgolato. Attento Bertè. A questo punto scade anche il quinto minuto di recupero con il Mori Santostefano in superiorità numerica. Zerda la mette in mezzo, Carolo si mangia uno di quei gol che avevo segnato anch'io. Alla fine però si è fatto male anche sul contrasto Andreozzi, che è fermo disteso in area di rigore. Andreozzi è sofferente, ha preso un colpo allo stinco sinistro. Andreozzi, attenzione, sbaglia Casco, l'aggancio da quest'altra parte.
confusione in campo, ormai sono saltati gli schemi, è saltato tutto. C'è il fallo commesso da Casco, mentre Andreozzi è sempre fermo in area di rigore. È fuori dal rettangolo di gioco, no, è in campo. Pallone verso Zerda, ormai i giocatori in campo stanno camminando, non ce la fanno proprio più. Ed eccolo qui il triplice fischio finale del signor Costa di Novara, che ufficializza il pareggio per 2-2 tra Ciani Smuzzane e Mori Santostefano, che assicura ai trentini la vittoria nella classifica finale di questo triangolare. Festeggiano i trentini, rammarico del Ciani Smuzzane, che per tutto il secondo tempo ha avuto il controllo delle operazioni, ma si è fatto sorprendere a 3 minuti dalla fine dei tempi regolamentari da un colpo di testa di Niccolò Agosti su azione di calcio d'angolo, che ha sancito la parità. Delusione in casa cardinese, festeggiamenti in casa del Mori Santostefano. Da Carlino, anzi da Marano Lagunare, con il Ciani Smuzzane fermato dal Mori Santostefano, direi che possiamo chiudere il collegamento. Io ringrazio Alberto per la diretta e le immagini e ringrazio anche Giancarlo in regia. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito sulle frequenze di Udinese TV. Ci risentiamo domani da Martignacco per la finale dei playoff di promozione del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia. In campo l'oltre del mister Candon e il torre del mister Giordano, che si sfideranno per stabilire chi accompagnerà il Brian di Precenicco e il Ronchi al salto di categoria nell'eccellenza 2017-2018. Ciao a tutti.